Pioggia battente, forti raffiche di vento e una violenta grandinata hanno colpito il Pordenonese nel primo pomeriggio. Il maltempo, però, ha provocato anche 10 feriti. Durante un'esercitazione militare, infatti, un fulmine ha colpito un albero e l'onda d'urto ha investito 10 cadetti dell'Accademia Militare di Modena. L'allarme è scattato sul Celline intorno alle 15:30 e sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 con l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza. Successivamente 6 dei giovani militari sono stati trasferiti all'ospedale di Pordenone e 4 in quello di Spilimbergo per gli accertamenti del caso. Fortunatamente sono sempre rimasti coscienti e secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il violento temporale ha poi attraversato in pochi minuti diverse zone della provincia. Le immagini inviate da alcuni nostri telespettatori mostrano la violenza del maltempo che nel giro di pochi minuti ha attraversato diverse zone della provincia. La grandine ha colpito in particolare Clout per poi spostarsi verso Arbe e Maniago, dove qualcuno ha immortalato i tutti caduti. Fenomeni analoghi sono stati segnalati anche a Montereale Valcellina, Valvasone, Rauscedo, San Giorgio della Richinvelde e San Martino al Tagliamento. A Fontana Fredda, invece, si sono registrate pioggia intensa e forti raffiche di vento, mentre nel capoluogo pordenonese il maltempo si è limitato a un breve acquazzone. Al momento non si registrano danni di particolare rilievo, anche se la situazione resta sotto osservazione.